Allora, buonasera a tutti. Siamo a questo secondo appuntamento dei paesaggi identitari. Dopo un primo incontro relativo alla macchia mediterranea della Sicilia e la politica di sostenibilità e di educazione ambientale, oggi passiamo a un'altra isola italiana, la Sardegna. Ce ne parla Enrica Campus, architetto e paesaggista, PhD di progettazione paesistica all'Università di Firenze, che dal 2010, rientrata nella sua terra, da appassionata paesaggista, ha creato uno studio a Bale che si occupa proprio di pianificazione e si è occupata molto anche proprio di zone umide. Il tema infatti del limite questa volta è quelle strisce di terra che separano il mare dagli stagni, soprattutto del Golfo di Oristano, che sono ambienti particolarissimi di cui lei ci spiegherà tutto e quindi siamo molto curiosi di sentirla. Le passo perciò subito la parola. Prego, Enrica. Buonasera, grazie in particolar modo di questo invito perché per me è un piacere parlare dei paesaggi della Sardegna, in particolar modo poi di questo tema dei paesaggi delle aree umide. Allora, condivido subito la mia presentazione così abbiamo a base della nostra discussione quello che vi dicevo, il tema che trattiamo oggi, di cui voglio parlare, è questo tema di transizione di acque, quindi quelle che abbiamo definito altre acque, un po' perché normalmente poi quando si parla di paesaggi in Sardegna si tende spesso ad immaginare e a pensare in realtà al mare, in particolar modo quando parliamo di costa, il primo pensiero che arriva è proprio quello del mare. Acqua e costa, nel caso della Sardegna, molto spesso porta il pensiero alle acque del mare, ma in realtà, sempre come veniva detto all'inizio, nell'introduzione, la linea di costa è un limite dinamico, assolutamente dinamico, che è condizionato non solo dall'effetto del mare, ma moltissimo da quelle che possiamo considerare le acque interne, le acque terrestri. Quindi i fiumi e le zone umide ne incidono sulla dinamica della costa e quindi anche sulla costruzione poi dei paesaggi che la identificano. Come vi dicevo, quindi parlare di costa in Sardegna porta immediatamente all'idea del mare, ma le altre acque che ci sono in Sardegna non sono poche, infatti a discapito di quanto si può immaginare, la Sardegna è molto ricca di acque. Come vi dicevo all'inizio, questa presentazione parte da esperienze lavorative e esperienze in particolar modo scientifiche e universitarie. Quando dico scientifiche è perché con un tema di paesaggi d'acqua abbiamo lavorato all'Osservatorio del paesaggio della regione Sardegna. Quindi tema delle altre acque. Le altre acque in Sardegna, come vedete da questa immagine, non sono poche. La Sardegna è ricca d'acqua, ma è ricca di acqua per il quasi il 50% di acque non superficiali. Quindi questo ne condiziona poi fortemente le dinamiche e ci porta anche ad avere quei grandi problemi di cui stiamo discutendo in questo periodo, che è quello della siccità, perché mentre in tante regioni, come in Liguria, sta piovendo molto con i problemi che si sono avuti, nel caso della regione Sardegna invece le acque continuano a essere assolutamente irrisorie e continuiamo ad avere un problema grande di siccità. In alcuni comuni della Sardegna in questi giorni stanno razionando l'acqua. Vi dicevo quindi il 43% di sono acque sotterranee.
il restante 57% è fatto per lo più di piccoli impluvi con apporti idrici, diciamo, di poca dimensione. Cioè, alcuni fiumi sono fiumi di grande portata e sono fiumi che sono generalmente sbarrati, quindi rispetto ai quali poi sono stati creati dei bacini artificiali. Parto da un discorso che guarda le acque proprio interne, perché uno dei casi studio è strettamente legato in realtà nella sua storia proprio alle acque interne, in particolar modo alle acque del fiume Tirso e ad uno dei bacini artificiali che quando è stato realizzato il progetto iniziato, il cantiere di realizzazione del lago Modeo è iniziato nel 1918 e nel 1924 è stato inaugurato, quindi quest'anno ricorre il suo centenario, è strettamente legato poi a quello che è stata una trasformazione a valle che vedremo, che è quella della bonifica di Arborea e delle aree umide che si attestano proprio tra la bonifica e il mare. Le zone umide in Sardegna sono zone umide principalmente costiere. Le immagini sono molto piccole, capisco, ma questo vi dà un po' l'idea di come sono localizzate nel territorio regionale. Il golfo principale di interesse, e lo vedete proprio perché diciamo, quella macchia azzurra spicca, è il Golfo di Oristano e siamo in questa zona. L'altra zona di interesse è il Golfo di Cagliari, dove i siti, diciamo, umidi importanti sono quello del Parco regionale di Molentardius e lo stagno di Sant'Agilla. Le nostre zone umide chiaramente sono zone umide non di acqua dolce, ma sono zone umide di acqua salmastra. Quindi ciò che le caratterizza proprio le zone umide costiere è proprio questa relazione tra l'acqua del mare e le acque interne che determinano questi ambienti assolutamente particolari e che vedremo particolari poi anche nella costruzione da un punto di vista dei transiti vegetazionali. I siti delle aree umide della regione Sardegna sono stati riconosciuti tra i primi siti di importanza internazionale e in realtà uno dei siti che vedremo è stato effettivamente il primo sito riconosciuto dalla Convenzione Ramsar del 1976. Tutti questi siti di zona umida sono anche poi siti di Rete Natura 2000 e quindi oggi assolutamente tutelati nei loro ambienti e nelle loro relazioni anche con diciamo, la trasformazione poi e l'uso antropico di queste aree che viene fatto in particolar modo da un punto di vista produttivo. Eh, L'abbiamo detto, sono ambiti di transizione proprio tra la terra e il mare. Come tutte le aree umide, la caratteristica è l'essere poco profonde, quindi anche questo elemento ne condiziona fortemente il paesaggio, ne condiziona fortemente gli usi e quelle che sono poi le dinamiche anche ecologiche che attorno all'area umida si generano e si determinano. Eh, un dato che non viene mai preso molto in considerazione è che le zone umide al mondo non sono in realtà tantissime, compongono il 6% della superficie terrestre, ma il ruolo che nonostante questa dimensione ridotta svolgono è essenziale. Quindi il fatto che oggi la tutela delle aree umide sia considerata prioritaria è dato proprio da questo ruolo fondamentale che non è solo esclusivamente legato alla presenza di habitat specifici e quando diciamo habitat non parliamo solo di habitat di vegetazione ma anche di habitat di specie, ma oggi come oggi il fondamentale ruolo che le aree umide svolgono nel contrasto al cambiamento climatico. Non sto a leggere chiaramente perché sarebbe troppo lungo,
queste due slide invece riporto gli elementi salienti sintetizzando quali sono i nodi di importanza proprio delle aree umide, i temi principali. Li leggiamo rapidamente nei titoli. Quello idrogeologico è quello che dicevamo, legato in questo momento anche ai grandi temi del cambiamento climatico, perché le aree umide svolgono un ruolo fondamentale in quello che oggi sentiamo dire, no? È l'effetto spugna. Attraverso le aree umide, paludi in generale, le acque che drenano dalle aree interne prima di confluire al mare finiscono in questi bacini che allo stesso tempo assumono anche, no, quello che viene definito come un ruolo di trappole per nutrienti, perché proprio per i caratteri della vegetazione che li costituiscono, diventano dei bacini di filtro. Quando parliamo di impianti di fitodepurazione, in realtà non stiamo facendo altro che costruire delle aree umide artificiali fondamentalmente. L'abbiamo detto, l'essere serbatoio di biodiversità, ma sappiamo, abbiamo tanti esempi dell'essere anche aree di importanza da un punto di vista produttivo. Molto del pescato che noi portiamo a tavola in realtà arriva proprio dalle attività ittiche collegate con le aree umide. Poi c'è stato anche un altro incontro che parlava di educazione ambientale. Quello le aree umide hanno un ruolo fondamentale anche da questo punto di vista, sono sempre siti dove sono istituite oasi, ci sono attività, centri di educazione ambientale e quant'altro. Il culturale scientifico mette insieme, diciamo, tutti questi elementi e attorno alle aree umide il tema naturalistico e di rilevanza ambientale in realtà non può essere scisso da il carattere storico culturale che questi bacini rivestono. Cioè potremmo definirli proprio dei veri serbatoi anche da un punto di vista della storia. I due casi che vi farò vedere esprimono anche questo aspetto. Quindi entriamo nei nostri casi studio e nel nostro contesto, quindi quello del Golfo di Oristano. Siamo nella parte centro-occidentale della Sardegna, scusate, centro-occidentale della Sardegna. Il Golfo di Oristano per la sua conformazione nella storia è sempre stato un ruolo, ha sempre avuto un ruolo fondamentale, un golfo naturale che ha ospitato città storiche di rilevanza e le aree umide ne sono state fortemente compartecipi. Quando all'inizio vi dicevo la relazione con il lago Modeo è proprio perché il lago Modeo, che si trova nella parte più centrale dell'isola, è un bacino artificiale che è stato realizzato lungo il corso del fiume Tirso, che è il fiume più importante della regione Sardegna, si estende per circa 156 km, qualcosa più o meno la dimensione è quella, e arriva sino e sfocia quindi nel Golfo di Oristano. La realizzazione del lago Modeo e la regimazione poi delle acque attorno al fiume Tirso e tutto il bacino del fiume Tirso e di altri corsi d'acqua che confluivano nel Golfo di Oristano come il rio Mogoro, e siamo in questa zona quindi a sud del Golfo. ehm,
hanno dato in qualche modo origine poi a quello che è il paesaggio di bonifica della piana di Arborea, dove nella storia una gran parte delle aree umide in realtà è stata cancellata. A volte ci diciamo che oggi come oggi quel progetto di trasformazione del paesaggio che oggi ci sembra sia sempre stato lì una macchina perfetta, diciamo anche, dell'ingegneria idraulica, forse non avrebbe mai ottenuto le autorizzazioni per essere realizzato. Ehm, un tema, un elemento di interesse rispetto al ragionare le altre acque, piuttosto che proprio sul mare, poi anche legato a quello che Turri ci diceva, perché il mare non viene considerato paesaggio in quanto non siamo in grado di trasformarlo, non abbiamo la possibilità di modificare la sua superficie, così come in realtà facciamo poi nei paesaggi rurali o comunque negli ambienti terrestri dove assolutamente l'azione antropica ne ha determinato quello che è lo stato attuale. Ehm, Qui vi elenco un po' quelli che sono tutti i bacini e le aree umide del Golfo di Oristano, quindi come vedete non sono poche. Stiamo parlando di circa 8.000 ettari di superficie di zona umida, esclusivamente quindi sul margine costiero, alcuni con maggiore importanza, altri minore, ma tutti contribuiscono ad esprimere quel valore che abbiamo detto inizialmente. I casi che oggi vedremo sono in realtà quello dello stagno di Cabras, ma ancora prima quello delle aree umide del comune di Arborea e del comune di Terralba. Stiamo parlando di questa zona. Come vedete da questa foto aerea, riuscite ad intravedere anche una diversità proprio della struttura del paesaggio. Questa è la piana di bonifica e questo è poi ciò che la circonda. Quindi trasformazioni importanti che hanno determinato poi anche una relazione con gli ambienti umidi assai diversa. Eh, quindi sì, vi dicevo, ho anticipato questo numero degli 8.000 ettari e di questi 8.000 ettari poi i siti riconosciuti come Convenzione di Ramsar sono 6 sui complessivi. Ehm, quindi i due casi, le aree umide di Arborea e Terralba e lo stagno di Cabras. Per quanto riguarda il sistema delle aree umide di Arborea e Terralba, tendo spesso a definirli come paesaggi residui. Perché? Perché quello che oggi noi abbiamo in realtà è ciò che rimane di una grande trasformazione antropica che vi dicevo legata ad una bonifica idraulica e agraria iniziata nel 1918. Con questa mappa storica iniziate a vedere un po' quello che in realtà era questo paesaggio, quindi una costellazione di bacini e di invasi che poi hanno lasciato il posto perché sono stati prosciugati ad un paesaggio agrario completamente diverso. Oggi quello che a noi resta, ve lo individuo qui, è giusto lo stagno di Senarrubia. Questa, più che stagno, in questo caso la laguna di San Giovanni e Marcedì, perché differenza tra stagno e laguna è il legame che le acque interne hanno con il mare, la laguna è in diretta connessione con il mare, mentre uno stagno no, è completamente separato. Mentre questo grande bacino
è stato completamente prosciugato, così come tutto un sistema di piccoli stagni che caratterizzavano all'inizio del 1900 la piana. Questa è un'immagine invece di quello che è stato il progetto di bonifica, quindi che ha portato poi al prosciugamento delle zone umide. Vi dicevo prima, non verrebbe mai autorizzato questo progetto, ma in questo progetto in realtà possiamo riconoscere la grandiosità dell'ingegneria idraulica, della capacità di comprensione delle dinamiche delle acque e della loro regolazione, a discapito in qualche modo di quello che normalmente vediamo rispetto ad alcuni interventi, no? Sui corsi d'acqua, su bacini o su dei bacini il cui esito è catastrofico molto spesso. La bonifica di Arborea è oggi ancora una macchina perfetta che funziona, ma che funziona grazie a delle idrovore, ma che nonostante casi di alluvione anche in queste zone non ha mai avuto dei problemi. E l'altro aspetto è che comunque le acque sono governate, ma la presenza di quella parte residua di area umida sicuramente contribuisce alla regimazione corretta di questo sistema idraulico. In queste immagini storiche, un po' il raffronto tra quello che era un paesaggio storico di un'area umida dove avveniva un'attività produttiva anche allora, magari con la raccolta del giunco che veniva utilizzato per realizzare le ceste, veniva utilizzato anche in ambito edilizio per la costruzione di alcune capanne, non in questa zona, ma nella zona più di Cabras c'erano delle architetture tipiche realizzate proprio con la vegetazione delle aree umide e poi quelli che sono stati i lavori di bonifica che hanno cancellato parte di quel sistema. Sempre produzione a confronto. Si pescava e a un certo punto quella pesca è stata annullata per lasciar posto a un paesaggio agrario oggi caratterizzato da una produzione principalmente zootecnica e la parte produttiva è strettamente legata a questo ramo dell'economia agraria. E qua vedete quello che prima vi ho indicato come il grandissimo bacino che si vedeva nell'immagine storica, che era lo stagno di Sassu, quello che poi nel 1937 è accaduto con il suo definitivo prosciugamento. Quindi questa che è un'immagine che in realtà così arida potrebbe sembrare quasi un'immagine contemporanea legata a proprio i problemi che abbiamo di siccità, in realtà è quello che ci è stato lasciato con il prosciugamento e oggi queste aree sono dei campi coltivati. Sempre delle immagini storiche poi di quello che è stata la trasformazione di quelle aree con la nascita poi del comune, allora in realtà non comune ma villaggio Mussolinia, che poi è diventato il comune di Arborea. Uno schema che racconta che cosa? Racconta questa relazione di transizione, quindi di un paesaggio di bonifica strettamente geometrico, definito da una maglia regolare di strade che a un certo punto si interfaccia con quello che è proprio quella fascia di transizione residua, ma che è quella che oggi svolge quel ruolo fondamentale da un punto di vista ecologico della regolazione proprio tra il paesaggio agrario e tra ciò che diciamo anche le produzioni agrarie lasciano e il sistema delle acque. Quindi questo residuo è in realtà oggi
una sorta di grande fascia di fitodepurazione, consentendo quindi alla qualità delle acque del mare di essere sempre nei parametri e allo stesso tempo di avere anche una qualità poi dei prodotti ittici elevata. Questa foto aerea vediamo ancora meglio quello che vi dicevo della trama fitta di questa costruzione della bonifica e di quello che poi è rimasto come margine residuo. Sempre delle foto con cui vediamo questa relazione. In particolar modo qua siamo lungo la costa di Arborea verso il comune di Terralba, quindi verso sud, verso la fine del Golfo, sullo sfondo il paesaggio di bonifica e questa fascia di transizione data dalle aree umide. Questo è lo stagno di Paoli Biancu e qua poi vi farò vedere un'esperienza progettuale che ragiona proprio con il rapporto tra le aree umide e la natura. Questo sempre per farvi vedere come è stretto questo legame tra la bonifica e lo stagno. In alcuni casi questa fascia di transizione è assolutamente minima. L'altro aspetto di interesse poi legato a questa grande maglia è che tutti i canali prima di irrigazione, oggi in realtà sono solamente quelli di scolo, raggiungevano le acque di questa fascia di transizione di zona umida per poi essere riversate in mare. Vi dicevo quindi un'esperienza che nasce da una tesi di master, e quindi il tema paesaggi residui arriva proprio da quello, una tesi che ragionava sul progetto di paesaggio delle aree umide, partendo proprio dal valore ambientale ed ecologico che queste hanno, definendo degli indirizzi anche di manutenzione e gestione dei sistemi umidi e delle relazioni che un paesaggio di zona umida può avere con le aree, col paesaggio agrario che è a monte. Eh, il lavoro scendeva nel dettaglio di analisi della vegetazione, del comprendere quella che è una fisionomia di vegetazione, perché tutti questi elementi poi diventano fondamentali per arrivare a proporre un progetto di paesaggio, anche quando è ad una scala vasta e ragiona di pianificazione più che di dettaglio progettuale, come può essere magari l'aspetto un po' più connesso, parliamo ad esempio alla scala del giardino. Dalla vegetazione agli habitat, perché non va mai dimenticato che la lettura, diciamo, della vegetazione nei sistemi che la costituiscono poi ci porta ad individuare quelli che sono le aggregazioni di vegetazione che vanno a costituire gli habitat. Alcuni di questi poi, prima vi ho citato, vi ho detto Rete Natura 2000, oggi sono considerati habitat di interesse comunitario e alcuni di questi anche habitat prioritari, per i quali abbiamo un obbligo assoluto di tutela e conservazione. Ehm, Vi dicevo del legame che le aree umide hanno col paesaggio terrestre. Non, in questo caso un semplice transetto di vegetazione ci dà però già idea della grande complessità che attorno a questi ambienti esiste. Quindi un'area umida non è acqua, punto. Un'area umida è tanto di più da un punto di vista vegetazionale e da un punto di vista faunistico. Chiaramente diciamo, la fauna, non chiaramente, scusate, la fauna principale poi che
viene considerata negli ambienti umidi da tutelare è quella dell'avifauna. Le specie che sono presenti in un'area umida sono tantissime, superano i centinaia e centinaia di specie. Alcuni di questi siti sono utilizzati come siti di nidificazione, altri solamente come siti di nutrimento, ma in ogni caso il loro ruolo in quello che poi è definito nel sistema anche dei corridoi ecologici, delle connessioni ecologiche, è fondamentale. Quando vi dicevo una differenza di vegetazione, la vediamo in queste immagini. Queste sono tutte foto fatte ad Arborea, negli stagni, nelle aree umide di Arborea, e vedete già come sono assai differenti. Nei casi in cui ci troviamo in prossimità più di ambienti salati, il giunchetto, e poi vedremo nell'immagine successiva altri tipi di vegetazione si vanno ad insediare quando le acque sono un po' più dolci, invece ci ritroviamo casi dei cosiddetti prati umidi che interessano vaste superfici per lasciare poi spazio dietro alle parti più agricole. Sul bordo dello stagno, elementi di vegetazione assai diversi, alcuni a portamento arbustivo come quello dell'Atriplex che vedremo nello stagno di Cabras avere un ruolo fondamentale anche da un punto di vista enogastronomico, e poi il salicornieto. Anche in questo caso, cioè, il salicornieto oggi, la salicornia, no, è una di quelle piante che viene utilizzata anche in cucina, con un interesse assai diverso per questa pianta, ma non va mai dimenticato che appartiene ad un ambiente protetto, quindi attenzione nel caso si volesse fare raccolta di salicornia a seconda dei siti in cui si è. Tra gli interessi avevamo detto quello che è la fruizione del paesaggio, ma uno degli interessi poi principali è sicuramente quello della pesca. Queste aree umide sono tutte aree umide in cui l'attività di pesca è molto attiva, ci sono tantissime cooperative, un'economia importante, che spesso non viene proprio considerata. Ma se considerate che probabilmente ormai anche a livello nazionale la produzione di mitili che arriva da queste zone è molto importante. Ehm, Tutto questo accade dove? Tutto questo accade in un unico borgo, però. La cosa un po' anomala rispetto magari ad altre zone è proprio quella, cioè che c'è un piccolissimo villaggio di pescatori che si chiama Marcedì, è nel comune di Terralba, che che governa questa economia. La capacità di questo piccolo borgo di mantenersi in vita e di non essere travolto da quelle che sono state le trasformazioni costiere che hanno interessato gran parte della regione Sardegna, potete intuirlo anche solo esclusivamente da queste due immagini, sicuramente da un punto di vista della qualità dell'architettura lascia un po' a desiderare, ma è un luogo in cui l'autenticità del legame tra l'abitare e l'attività produttiva assolutamente si sente. È quasi difficile raccontare in realtà quelle che sono i caratteri, diciamo, e e l'identità di questi luoghi. Avanzo rapidamente perché vedo che in realtà il tempo sta scorrendo molto più velocemente di quanto immaginassi. Scorro su
alcuni progetti che abbiamo realizzato in questa zona. Uno di questi è un progetto per un punto di sosta che è diventato nel corso degli anni un po' una sorta di icona stessa, nonostante si ponesse accanto ad una torre spagnola. In realtà, nel corso degli anni, questo piccolo intervento è diventato un punto di ritrovo, quindi quello che a volte succede, no? Da uno spazio si costruisce poi quello che è diventato ed essere riconosciuto proprio un luogo, tanto da essere considerato poi anche un sito tra quelli tra i luoghi del cuore del FAI. Per noi questo è un progetto molto importante perché ha portato una comunità a riscoprire un luogo che non veniva assolutamente più considerato. Ehm, questo tema poi è stato declinato in altre aree, sempre appartenenti al sistema di questi stagni, e invece adesso ci spostiamo un po' più a nord in quello che è lo stagno di Senarrubia, uno stagno molto diverso rispetto ad altri, perché nonostante non sia molto grande, da un punto di vista della ricchezza dei paesaggi che lo compongono è straordinario proprio perché in stretta relazione con i paesaggi di bonifica, con la pineta e con un sistema che l'hanno fatto riconoscere come il primo sito Ramsar in Sardegna. Anche in questo caso abbiamo avuto la fortuna di progettare in questo luogo. Il progetto era quello di una passerella pedonale che serviva poi anche in realtà all'attività di pesca, sempre un po' per mettere insieme gli ambienti naturali con quella che è la loro fruizione. Ehm, Vi ho detto prima, uno dei temi di ricerca era stato questo dell'osservatorio del paesaggio, e le attività poi sono confluite all'interno di un volume che è anche scaricabile gratuitamente dal sito della Regione Sardegna, che è Progettare il paesaggio per sistemi di relazioni, dove diciamo, abbiamo utilizzato per la prima volta questa definizione proprio di altre acque. Ehm, il paesaggio, quello delle aree umide di Arborea, della piana di Arborea, di Terralba, mette insieme la storia, il paesaggio della storia antica con quella della trasformazione recente, e ci restituisce oggi quello che è questo sistema stretto che corre lungo la linea di costa. Il paesaggio di Cabras è assolutamente diverso. Siamo in un paesaggio dove l'acqua è diciamo, di transizione tra il paese, il mare e un paesaggio agrario che però è un paesaggio assolutamente ricchissimo di storia, di una storia antica, e ci fa capire come in realtà questi siti avessero un'importanza nel passato. Ce ne siamo allontanati per i problemi legati principalmente alla malaria. La piana di Arborea è stata bonificata principalmente per quel motivo, perché non era salubre. Lo stagno di Cabras, per la sua dimensione, per le sue caratteristiche, ha portato invece a costruire relazioni, quello che vi dicevo, antiche. Questa foto vede il rapporto tra un paesaggio agrario caratterizzato da dei vigneti, a delle culture dei seminativi asciutti, e quello che vedete qui che vi indico invece è il sito archeologico di Montevramma.
che probabilmente inizia ad essere finalmente, direi anche, conosciuto per le scoperte che ormai in questi 50 anni, in realtà, quindi non è storia così recente, hanno dato a questo territorio come importanza proprio dei legami tra i paesaggi e le trasformazioni che in essi sono state attuate. Mi riferisco quindi a questo sito di Montevramma che custodisce quella che è stata considerata la statuaria più antica del Mediterraneo, in quanto risalente tra al X e al IX secolo avanti Cristo. Quindi stiamo parlando di un periodo che mette in relazione poi quella che è la storia un po' più conosciuta, ma non troppo considerata probabilmente, della civiltà nuragica. Se fate caso nelle mappe della storia, la civiltà nuragica non appare mai, e ne viene trascurato quindi l'importanza, e nel caso di Cabras ne veniva trascurato il legame tra quello che era il sito e lo stagno. Eh, Cabras è un paese in stretta relazione col suo stagno. Prima vi ho detto di Marcedì, che in realtà è un piccolissimo borgo che sta sull'acqua. Il comune di Cabras invece sorge sulle sponde dello stagno, ma dallo stagno trae la sua principale economia, ma in realtà allo stagno allo stesso tempo quasi dalle spalle, o meglio, dava le spalle. Vi dico questo perché ora vi farò vedere sempre un altro progetto che abbiamo realizzato. Eh, la differenza tra un paesaggio di zone umide, se vogliamo, recente nel suo carattere culturale, che è quello di Marcedì, confrontato invece ad un paesaggio di zona umida in cui la presenza antropica, abbiamo visto con Montebramma, assai antica, trova poi delle relazioni sino ad un passato recente, quello che vi riporto qui della peschiera di Mare Pontis. Considerate che sino agli anni 40 questa peschiera aveva un suo padrone proprio, e le persone lavoravano per questo padrone. Oggi, ancora da un punto di vista catastale, noi ci ritroviamo ad avere le proprietà intestate a questo signore che si chiamava Don Efisio, che governava lo stagno e la pesca nello stagno. Eh, il legame storico anche tra le zone umide di Arborea e questa di Oristano. Prima avete visto nelle immagini una torre. Quella torre non è sullo stagno, è sul mare. Questa torre è sullo stagno. Quindi significa che in passato il controllo di questo bacino d'acqua era fondamentale. Ed era fondamentale non solo da un punto di vista produttivo, ma perché era talmente vasto che diventava appunto un punto di accesso dal mare, per l'esistenza di alcuni canali che univano questo specchio d'acqua al paese. Cabras è notissima per quello che è uno dei prodotti che sono frutto proprio dello stagno, ossia la bottarga. La bottarga è il muggine. Quando prima vi dicevo che ci sono delle specie vegetazionali presenti sul bordo stagno che hanno una rilevanza anche nell'ambito dell'enogastronomia, è perché un piatto tipico di Cabras è quello che vede la cottura del muggine semplicemente bollito ma conservato con attorno all'atriplex, che noi chiamiamo la merca, che
con il suo contenuto di salinità consentiva di conservare questo pesce cotto per tantissimo tempo e ancora oggi viene utilizzato e viene, cioè, e lo troviamo nell'offerta enogastronomica, con una particolarità però che questa pianta sullo stagno di Cabras inizia a non essere più presente. La storia dello stagno è legata anche alla storia poi delle sue tradizioni, questo è giusto per avere un flash su questa corsa degli scalzi che è una processione religiosa. Vi do dei flash perché magari potete poi approfondire ed interessarvi anche ad altri di questi elementi. Scorro perché mi sembra che il tempo a mia disposizione stia per finire, fermatemi nel caso. Un progetto che vi dicevo del lungostagno in questo caso un lungostagno di Cabras, e quando vi dicevo Cabras aveva perso il legame con lo stagno e considerava lo stagno un retro, abbiamo cercato attraverso un progetto di riqualificazione di alcuni percorsi di ricostruire un rapporto diretto con lo stagno. È stato un intervento da un punto di vista naturalistico ambientale, diciamo invasivo nella sua fase iniziale, perché l'obiettivo era quello di eradicare la canna domestica che è presente sul lungostagno, era annullato quasi completamente la presenza della canna palustre, mi riferisco ehm, ho un vuoto, scusate, in questo momento. E quindi questo intervento profondo, adesso vi faccio vedere delle immagini di cantiere, questa era la situazione, qua in realtà la canna era già stata completamente tagliata, abbiamo sbancato completamente il bordostagno, intervenendo sul fondale, movimentando moltissimi metri cubi di terra. Questa è la montagna che ci separa, ma qui dietro c'è la piazza principale del paese che non aveva nessun legame con lo stagno. Oggi questo legame è stato ricostruito, è un sito dove sta rinascendo la Phragmites australis, e la canna domestica, la Rundodonax, ad oggi non è presente. In questo spazio che vedete qui sterrato oggi sono state messe a dimora circa 300 piante di Atriplex, quindi col tentativo di riportare nuovamente sulla sponda dello stagno quella che era una pianta tipica. Anche culturalmente, anche da un punto di vista culturale, che oggi invece è quasi completamente assente. Eh, Dovrei aver calibrato bene i miei tempi, adesso Milena, concludo con questa frase che per me è sempre molto importante, perché ciò che ci rilevano le aree umide è sempre molto, molto inaspettato, e da queste dovremmo assolutamente imparare, soprattutto per ricostruire e ristabilire un rapporto corretto con la natura. Grazie, vorrei farti una piccola domanda. E con i cambiamenti climatici ci sono dei problemi su queste aree oppure no? Detto molto, appena toccato l'argomento, però. Sì, l'ho giusto toccato all'inizio. Diciamo che stanno subendo delle pressioni anche queste aree umide, perché
in alcuni casi però è una combinazione, non sono solo i cambiamenti climatici a determinarle, ma sicuramente dei grandi problemi di eutrofizzazione, di cambio, di riduzione di ossigenazione delle acque, perché le acque si stanno scaldando troppo rapidamente, anche nei punti in cui c'era una profondità delle acque che oggi non abbiamo più, proprio perché, dicevo, c'è una sovrapposizione di criticità che si stanno innestando, perché quello che sta avvenendo è un interrimento, e l'altro aspetto collegato è quello dell'innalzamento delle acque, che in realtà per le aree umide non è un problema, ma assolutamente, ma lo è per tutto quel sistema antropico che sulla costa abbiamo trasformato. Quello che si dice è che nel 2050 il borgo di Marcedì dovrebbe, dalle previsioni, essere totalmente sommerso. Quindi stiamo parlando di uno scenario che non è troppo lontano. Ehm, Gli altri sono problemi che riguardano un po' il sistema che circonda le aree umide, ma diciamo che abbiamo dei problemi in realtà. Adesso se ne parla molto di più pensando ad altre aree e altre zone umide d'Italia, ma in Sardegna già c'era il grande problema del granchio blu, quindi c'è queste competizioni tra specie che molto spesso alterano i nostri sistemi ecologici. Dal punto di vista, diciamo, dell'avifauna, avete anche delle zone di birdwatching, per esempio, oppure no? Sì, ci sono alcuni punti di osservazione, ma diciamo che in questo caso, ecco, abbiamo una situazione un po' meno strutturata, da un punto di vista della fruizione rispetto diciamo, delle infrastrutture che normalmente vediamo, in questi siti, ma allo stesso tempo questa ne è quasi la bellezza, proprio perché il birdwatching lo possiamo fare in più punti, e abbiamo la fortuna di non avere questo grande disturbo, diciamo, che in altri siti si genera, ma questo è dato dal fatto che comunque i numeri della fruizione sono tanti, ma non eccessivi. Benissimo, ti ringrazio. Abbiamo imparato molte cose, almeno io, su questi argomenti e quindi possiamo considerare questa conferenza come molto chiarificatrice di questa, diciamo, ambienti particolari delle aree umide sarde. La prossima settimana cambieremo completamente altitudine perché andiamo sulle Alpi e ci sarà un intervento su la colonizzazione dei Valser, che sono delle popolazioni provenienti dalla Svizzera che fra il XII e il XIII secolo si sono impiantate nelle Alpi italiane e hanno creato delle situazioni degli insediamenti che potremmo dire un esempio di resilienza. Lo vedremo appunto la prossima settimana. Ringrazio ancora e vi saluto e vi attendo per il prossimo mercoledì. Buonasera. Grazie a tutti voi.